bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono partite le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Mattarella ha sentito telefonicamente il Presidente emerito Napolitano. Alle 10 è salito al Colle il Presidente del Senato Ignazio La Russa. È stato un colloquio cordiale ed emozionante, ha detto dopo l'incontro. Alle 11 invece è toccato al Presidente della Camera Luigi Fontana, che invece non ha rilasciato dichiarazioni. Adesso continuano le consultazioni con i gruppi parlamentari. Arrestato il sindaco di Montagnareale in provincia di Messina insieme a 9 membri della sua famiglia, dedita alla commissione di una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta e tentativi di accaparramento di ingenti finanziamenti pubblici di matrice regionale e comunale e connesse operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. I finanzieri del comando provinciale di Messina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare e il sequestro di denaro e di beni per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha concluso un'articolata attività ispettiva nei confronti di una nota società del Nisseno con sede a San Cataldo nel settore del commercio di apparecchi elettronici. Le indagini hanno permesso di svelare un fraudolento meccanismo che avrebbe consentito all'azienda l'indebito sfruttamento del cosiddetto bonus cultura. Sanzioni amministrative sono state elevate a 360 fruitori per un ammontare complessivo di oltre 160.000 euro. E dopo il crollo del solaio in una delle stanze della cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania sono in corso i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Come disposto ieri dal presidente del Tribunale di Catania Francesco Mannino, continua la sospensione delle udienze in presenza della quarta e quinta sezione civile e l'inibizione a magistrati, personale dipendente, avvocati fino all'esito della relazione dei vigili del fuoco sulla sicurezza per l'incolumità pubblica. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.